Siamo tutti di fronte ad un'alternativa secca: o si lavora per, far cessare il prima possibile questo conflitto e quindi per trovare una soluzione diplomatica e politica, oppure si lavora per prolungarlo, nell'illusione che la crisi ucraina possa trovare una soluzione militare. Noi siamo convintamente per la prima opzione. Nuovo inno al potere della diplomazia che, dopo le parole del presidente Luca Zaia espresse ieri alla fiera di Godica di Sant'Urbano e ribadite questa mattina al Vinitali, viene lanciato anche dalla CGIL con le dichiarazioni dell'ex segretario veneto Cristian Ferrari, da pochi giorni chiamato dal leader Landini alla segreteria nazionale. Parla Ferrari di situazione potenzialmente dirompente tra inflazione e crisi energetica. Il rischio recessione, dice, è reale. Noi abbiamo un rischio doppio per le persone, per i cittadini, soprattutto quelli più deboli, quelli più esposti, quelli più fragili. Pensate soltanto che con questi livelli di inflazione si perdono 1 o 2 mensilità in un solo anno di stipendio, di salario o di pensione. E poi il sistema produttivo. Noi, se lo scenario non cambia, andiamo nel giro di poche settimane verso una prospettiva addirittura di blocchi produttivi. Una situazione che si aggiunge alla crisi non ancora superata, innescata dalla pandemia, con la differenza che 2 anni fa il governo scelse di intervenire in maniera importante, mentre ora sembra essere incapace, chiosa Ferrari, di scelte altrettanto coraggiose. Mentre allora la politica, il governo, sia italiano che europeo, seppe dare una risposta fortissima attraverso 180 miliardi di scostamento di bilancio, oggi questa risposta ancora non si vede. Siamo in presenza di provvedimenti tampone che sono largamente insufficienti ad affrontare una vera e propria emergenza.